dettato tutto, risaltato l'audio, ma perché ogni volta un problema? Andava bene tutto fino a un e audio c'è. Chi ha il telefono? Bane chiami in continuazione, porca la miseria. Sì, va bene, bene, come vuoi tu. Va bene. Allora, io avevo alcune cose, a parte che c'è il mini kit lì sopra, quindi Ho roba nuova di zecca tutta per te. a questo punto, perché no? Ah, posso, fatto. 5 di 10. Allora, fatemi mettere la chat a schermo così dentro qualcuno riesco a leggerlo. Allora, posso fare un po' di potenziamenti, così come posso liberare un pochettino le zone qua. Allora, iniziamo a togliere un po' di monnezza da mezzo. C'è niente. Espansione, area d'addestramento. Caduto qualcosa, ma non sono riuscito a capire cosa. A posto. Affini i tuoi gadget e le tue abilità di combattimento. Vai. Ok, e abbiamo la training zone. Non c'è altro. Però c'è sta zona qua. Andiamo a vedere giù cosa era uscito, che avevo visto una freccetta verde. Ah, ok, il bat negozio, va bene. Un po' di muro per le arrampicate. Ci sono dei chip, però aspetta. Prendi Batman, prendi. La tecnologia che mi serviva. Abbiamo anche giustamente la discesa che così si va al lato inferiore. Vede niente se li completo. Vado a mettere questo qui l'altra volta, ok. Quindi c'è la zona dove potersi un pochettino allenare. Corri. Corri ma non corre. Questo corri? Non corre. Non corre. Pesi li fai? Vai Batman. Batman, non fai le cose però. Che cazzo? Allora, dove erano le altre cose da costruire? Mi sembra ce ne fossero 4. Ce ne abbiamo una che era eccola là, eccola là. Qui abbiamo l'area per i vari set Lego che completiamo dai mini kit. Vai. Abbiamo già un pochino di cose. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Oh. Ah, ci sono i vari log di Batman, non l'avevo vista sta cosa l'altra volta. Ok. Altri chip. In qualche modo mi sarà utile. Questo è qui quando completiamo il tutto. Allora, c'è un'altra zona qua. Benina pulito, lo spazio ideale per qualunque maestro costruttore. Ok, una bella area per costruire. Ok. Dalla prossima mi ci posso divertire un bel po'. Va bene così.
Chi l'avrà lasciato qui? Ok, l'altra zona dove era per le costruzioni è lì sopra. In abito. Allora, che cosa ci sarà lì sopra? Laboratorio scientifico. Vadi. Vadi, vadi, serve, serve. Questa cosa acquista tutte le espansioni della Batcaverna. Solo queste? Visto che il capitolo 3 pensavo e speravo anche nei prossimi che la Batcaverna continuasse a potenziarsi. Qui dentro che possiamo fare? Ma che ci sarà una cassa pure qua sopra. Cassa? C'è un mini kit però, attenzione, attenzione. Siamo a 6 su 10, ottimo. Allora, questo è il laboratorio. Che ci servirà più avanti per qualche missione, magari mettevi il prerequisito, ottieni prima il laboratorio. Qua non c'è una cassa, va bene allora. Vediamo un attimino, allora, qua sta roba va tolta. Via, via, tutto via, via, via. Laboratoire. Ah, ma a questo punto mi ha tolto il coso da qua per i potenziamenti. Dove sta? Fatto computer. Il banco da lavoro, quindi è giù. A questo punto blocchiamo questa. Questo che è qua. No? Gettoni? Mini kit? Coppole di cazzo? Possibile, però pipistrelli. Ok. Se non troppo. Fatta ascensore. Ne posso fare un bel po'. A parte che ci sono 3 tipologie di diversi personaggi ancora da sbloccare. Ok. No, mi sono dimenticato di spostare la schermata di qua. Ok. Ecco, poi là. Ah, ci sono delle cose per quanto riguarda, a parte i drop. Ok, va bene, a posto. Allora. Facciamo. Rumore. Agli nemici lontano. E per Catwoman un coppole di cazzo perché già ho finito tutto. Va bene. Allora, a sto punto non ho altro da fare qui. Oh, c'è un minuto qua, aspetta. E ho trovato anche una casciola. Ottimo, è arrivato anche già Marco. Datemi 2 secondi.
La pesca che... Ecco, allora, no, no, l'ho deseggiata. No, 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 sei nella stanza corretta, non ti preoccupare. Allora, vediamo qua se è uscito qualcosa da sbloccare. Questi qua al momento ce li ho tutti, al momento ce li ho tutti, al momento ce li ho tutti. Ok, allora iniziamo ad andare in città, però prendiamo... Prendiamo questa qua. E ce ne andiamo. La missione principale è qui. Posso vedere. Ho sbloccato già tutti. Sono gli animali da trovare. Tutto, ci sono 2 corse. Posso vedere se nel frattempo arriva già Marco, se riesco a fare la corsa. Ok. Scusami. Oh no, criminals. Già che devo riavviare e mettere la grafica bassa, altrimenti potremmo avere problemi. Sì, sì. Se sei qui per scherzare, non c'è posto per altri. Può essere pericoloso. Non ti preoccupare, congiurati. Sì, mi sa che così guadagniamo anche qualche FPS in più. No, sbagliato. Ok, sì, mi sa che mi conviene e ci conviene assolutamente fare così. Vaffanculo. Ah, c'è Gabri. È appena entrato, ho finito di guardare un... Hai visto Local 58? Bravo Gabri. Non credevo potessi conoscerlo. Bravo Gabri. Sono usciti anche un paio nuovi in giro, solo che non sto riuscendo a seguirli e quant'altro. Allora, giusto un attimo che riavvio, così ho abbassato pure la grafica e va un pochettino meglio. Buonasera, dottor Giammox. Buonasera. Iniziano a uscire notizie a tutta forza. Ah, ma fare cose Dragon Ma dopo, Quest, appena stacchiamo qua che facciamo un'orettina, pensavo riusciamo a metterci pure la puntata di Spider-Man, se forse ci regoli a... Forse. E in più che altro potevo capire pure con il dottor Mercury, Forse. con lui o no. Ok. Stava ancora fuori. Non so, mi ha mandato un post relativo a una nota content creator che noi apprezziamo molto spesso. Ho detto, bro, che ti posso dire? Giustamente se c'è da fare dei complimenti uno li fa. Io l'ho conosciuto poi di persona. Ah, ok. Peppino però quella volta stava a Procida perché Se uno sta a Procida. e già Mox però era. Tu in realtà eri col dottor Mercury, però da un'altra parte, mentre io ero lì con mano. Quando incontrai Dario e tutto. Sì, no, ho capito il momento. E quale hai visto, Gabri? Ok, shader caricato, possiamo partire. Allora, Gianmarco, il pad è qua sotto, lo puoi prendere e ti puoi unire in qualunque momento tu. Fatto anche le prove, tu puoi mettere pure in bagno, giochi pure da là. No, però poi non penso sia facile perché non vedi... Un input ogni quarto d'ora non era un massimo. Allora,
Protocol. Allora, Gianmarco, io sono andato avanti un pochettino in questi giorni. Gli anni sono passati, Bruce Wayne ha iniziato un pochettino a mettere mano, la Batcaverna sta prendendo piede, sono apparsi vari villain, ci sono stati piccoli accenni di Poison Ivy, qualche altra cosa, eccetera, eccetera. Però il crimine a Gotham sta serpeggiando sempre più, Gianmarco. Ma per caso hai avuto anche notizie di Orso Bartolomeo? Forza, andiamo. No, qui non è passato ancora. Non c'è. Brooks? No, direi sempre con una struttura simile. Dopo che ti dissi l'altro giorno che un Lego Ritorno al futuro sarebbe il gioco perfetto. Lego One Piece. Lego One Piece. Ma oggi, ma se non mi sbaglio, chi stanno, c'era chi lo fatto Lego con One Piece che aveva fatto quella cosa animata strana che pareva una serie. C'è la serie di Lego su One Va Piece bene. che deve uscire su Netflix, Va bene. se non ricordo male. Allora, hai visto The Mandela Archives, Local 50, il Mandela Catalog, The Smiling Tapes, non l'ho ancora visto. Arcadia di che parla? Attenzione, incidente a Gotham Village. Sembra che stia scoppiando una rissa tra cattivi. Oh no, È permesso, passo. rissa tra cattivi, aspetta, vediamo dall'alto. Ci sono due Brutal. Sì, su. Allora, tu ti devi togliere subito da mezzo. Oh no. C'è quello con i lanciapissi. Aglia che botto. Pam pam. No, e stava attaccando. Vai addosso all'amico, va. Bravissimo. No. Attacca questo. Ok, e uno è morto. Oh, quindi cura così. No. Upa. Vai giù. Grosso. Troppo facile. Ora sto finendo Doctor Nowhere. C'è silenzio. Se mi sembra ce l'ho nell'elenco, non mi vorrei sbagliare. Molto facilmente mi sto sbagliando, però già l'ho sentita. Allora, vediamo un attimino la missione dove si svolge. Allora, dobbiamo andare all'appartamento dell'amica di Catwoman. Avrò bisogno di Catwoman per Guarda, perché ti stavi litigando tu e il muro? Nadia parla di un laboratorio scuola che mesi da aspettavano tra galassia e un'altra galassia intercettando hanno dovuto fare un muro per non far passare la gente brutta e stronzo. Come ha fatto Loki, stessa identica cosa. Meglio andare a controllare, passo. Ma nessuno ha preso in conto, quindi li aveva facendo le liberazioni, una parte degli ieri che mi devo ancora guardare. Questo me lo vado a recuperare un pochettino. Allora, si taglia vetri. finestra comincia a sembrare una rapina. No, non è una rapina. Allora, nuova missione. Ok, una Diciamo che nell'introduzione del capitolo è stato fatto vedere un circo con delle persone che saltavano. Rapina. Sì, sì. Reason. Ah, ok, abbiamo trovato la cassaforte. C'è Ben che chiama una continuazione e continua a rompere i coglioni. Ok, questa è una missioncina, non ci sono collezionabili e quant'altro. Ho speso tutto quello che avevo recuperato per ampliare la Batcaverna. Diciamo che avere una Batcaverna comporta delle grosse spese. Come
come pensi. Allora, mancano 2 libri. Scasso tutto, che così almeno ci lasciamo un po' di monete. Ok, e il primo libro è qui. Ora dobbiamo metterlo nella libreria giusta. Questo non è certo un normale sistema di sicurezza domestico. Ci vuole Catwoman. E ci vuole anche il gatto. Vai, Micio. Allora, se ti devo dire i nomi, Gabri, non me li ricordo, però ce li ho segnati su YouTube. Poi più che altro per recuperare un po' di tempo mi sto guardando tanti riassunti in sto periodo qua che non ho il tempo proprio di vederli per bene. Devo iniziare quello là del circo perché so che vidi la prima puntata, Amazing Circus, una cosa del genere. So che è uscita all'ultimo, che deve uscire l'ultima puntata. E in America hanno trasmesso anche al cinema, benissimo. Serve sempre Catwoman. Allora, Catwoman, c'è un enigma qui. Poi così. Eccola. Perfetto, devo solo assicurarmi che vada nella libreria giusta. Catwoman è sta amica 2 librerie, c'ha. Ok. Voilà, una cassaforte. Allora, non è questo perché è troppo piccolo, è questo qua. Cosa c'è qui dentro? Sembra Le coppole di minchia. Vedo che ci sai ancora fare, sei lì. Sofia. Ma Sofia Falcone. Potevamo semplicemente vederci per un caffè, sai? Ciao Sofia. Mica è Sofia Falcone. Ma Sofia Falcone non è così. Sofia Falcone, sei un po' grossa. Salve. Scusa per la messa in scena. Dovevo solo essere sicura che non avessi perso la mano. Ho bisogno del tuo aiuto. Sei lì. Prego, dite Sofia Falcone, che non ricordavo manco io così grossa, però va Hanno bene. sbattuto al fresco mio padre. Quel ratto del pinguino ha svuotato il caveau dell'Iceberg Lounge e si è preso tutto quanto. Quelli sono soldi di Falcone e appartengono a me. Ora che il pinguino è finalmente a Blackgate, voglio riavere quei soldi. E c'è solo una persona che può recuperarli. Tu. Ok. Ti prego, aiutami a riprendermi ciò che è mio. E ti assicuro che ne varrà la pena. Aiutare un'amica e fregare il pinguino? Ci sto. Ok. Il circo sta per cominciare. Dovremmo Oh, muoverci. il circo sta per cominciare. Quando vuoi tu, Bruce. La fortuna di Falcone. La fortuna di Falcone aspetta di essere scoperta a Gotham. Ah, ok, questa è una cosa nuova che si è sbloccata. Ok. Quindi mi devo mettere a cercare anche sto tesoro qua. Ok. Quindi le cose da fare aumentano. Allora. Si prende la botomacchina. Forza, andiamo. Non ho tutto il giorno per te, sai? Scusi. Attività Scusi, criminale sono segnalata. Batman. Qualcosa di brutto a Newtown. Segnalazioni di tentato scasso. Oppure qualcuno... Non esiste che indossi questa roba per lo spettacolo. No, Batman. Metterci qualcosa di più adatto. I famosissimi Graysons volanti. Sono proprio loro. Nemmeno un capello fuori posto. Non so come. Si è sbloccata la quest. Secondo me ci sono degli animali dello zoo dispersi in giro e li devo trovare. Quindi esce Prendendoli da Kraven il dietro. cacciatore. No, Chi lo sa? sbagliato. Alfred che- ci ha mandato Sta qualcosa. per cominciare. Mi sono Così ci procurato possiamo un vestito cambiare. Modello Bruce? fatto apposta per Sì, l'occasione. modello Bruce. Anche le mutande.
Tu lo Battemutande. sai che Le sono famose millenario, battemutande, sì. Allora, ancora andando tutto, non è saltato in aria niente, tutto a posto. All'ippopotamo. Oh, già, c'è tutta la creme della creme. Mi hai fatto aspettare. Oh, il playboy miliardario Bruce Wayne non gradisce la folla? Entriamo. Signor Wayne! Bruce Wayne! Ecco. Signora? Dottoressa Isley. E no, non è a me che serve aiuto, ma a nostra madre. Sta morendo. Marta? Madre No, signor nostra Wayne. sorella? Soffocando. Tenuto nascosto? Velena. Non credo. Dottoressa Isley, la Fondazione Wayne sostiene già molti progetti legati all'ambiente. Ma non è abbastanza. Il nostro amato Robinson Park è minacciato da spietati costruttori. Non era un rifugio di criminali? Sì, ma anche pieno di biodiversità. Forse potremmo fissare un appuntamento in un altro momento. Temo di aver perso la mia accompagnatrice. Buona serata, dottoressa Isley. Ma ancora. Però va bene. Vabbè. Dobbiamo agire in prima persona. Chi ti sta buscando solamente chi può per utilizzare? C'ha un cactus attaccato sul volto, vabbè. Buonasera, stimatissimi cittadini di Gotham. Benvenuti al Circo di Haley. Sì. Casa dello spettacolo più emozionante. Questa è presa da Batman e Robin. Che c'è? Ah sì. Mi annoiavo. Ma forse lì. Però no, siamo sotto copertura, non rubare a destra e a sinistra. Bravo Ma il stiamo tempo reando. dei nostri artisti preferiti, i Grayson Volanti. I Grayson Volanti sono gli unici acrobati a esibirsi a un'altezza di oltre 20 metri senza rete di sicurezza. Sì, avete capito bene, niente rete di sicurezza. Per il prossimo numero ci serve un volontario dal pubblico. Bruce Wayne! Fantastico! Uno a caso. Prego, venga pure! Non faccia il timido! Il circo è ben attrezzato. Piattaforme. Sì. Lei è il Eccolo qua. È Dick! Ciao, Dick. Ciao, cazzo! Anche detto futuro Nightwing. Sì. Anche futuro senza genitori. Futuro orfano, Robin e poi Nightwing. Ok, allora. Lui può mirare e già c'hai Già, vabbè. Vabbè. Come vi... Ah no, Ah, c'ha la il multivita. Birdarang, sì. il Birdarang. Che ve ne pare, gente? Che precisione incredibile! Guardate il signor Wayne come costruisce. Ben fatto, signore! Ora sveleremo le star del prossimo spettacolo. Ci siamo, gente! La famiglia in cerca di emozioni forti! Mary, John e il giovane Dick. I Grayson Mary, John e Dick. Oh no, il famoso cerchio di fuoco. Grandi sorrisi e sicurezza. Fatto. campione! Può creare i cavi. Ah, ok. Ok. non è così facile come potrebbe sembrare. Signor presentatore, non leggo. Create i collegamenti tra i due pubblici. Ok. Lezione uno, Sai cosa lezione dobbiamo due. Oh cielo! Qui ci vuole un tempismo millimetrico. Fatto. Fortissimo oggi. Fatto. Caesar, qui Ma lui è Dick Grayson, per forza. questo numero. Ah, Caesar, che professionista! Perfetto! Quasi elegante come un Grayson. Quasi. Ci vuole una nuova piattaforma per continuare lo show. Costruiamo un'antenna parabolica. Cella per il giovane Dick Grayson. Ricordati di colpire tutti e tre i bersagli, uccellino. Niente panico, gente. Ci
Vuole solo un po' di precisione. Tocca a Caesar, E quella. Un atterraggio Sto povero Caesar stava facendo solo i Sì, bagni, poverino. però va bene, va bene. ancora più pericoloso. Di sicuro non sarà un problema per la prima famiglia dei cieli. Olè. Da maestro. Ottimo lavoro, ragazzino! Che abilità. Proprio un Grayson volante, in tutto e per tutto. Un'ultima sorpresa per il nostro ospite prima del gran finale. Chissà cosa potrebbe essere. Salve, signor Wayne. Pronto a costruire cose? Sempre. Dick Grayson, giusto? Già c'è la versione Nightwing già fatta. Niente di che. Solo tanta pratica, immagino. Il giovane Allora. Dick Grayson deve solo mettersi in posizione. Vai Bruce. Venga, signor Wayne, credo che le servirà. Grazie. Devo accendere il cannone. Spero che il ragazzo sappia quel che fa. Il ragazzo sappia. Aveva una salsiccia in mano. Sì, allora avevo visto bene. Ok. Anda. Buonasera. Eccolo qua. Signore e signori di Gotham. Ne ha prese troppe prima, già impazzito. Coeli vi invita a scordarvi di questi onesti e puliti divertimenti. Sì, la versione di Batman e Robin. Unirvi a noi in una kermesse di incidenti, caos e autentici buffoni. Ora vorremmo Ragazzi, voi prendete le botte, qua. sul centro. Non ti far... Metti nel cannone, Bruce Wayne. All'interno di questa apparentemente innocua sfera ci sono 101 libbre di tritolo. Si vede che con 101 scoppia Forse di... quello in più potrebbe fare la differenza. È vietato andarsene fino all'intervallo. Vi prometto che ci sarà un finale col botto. Oh no. Non preoccuparti, ragazzo. Sei in ottime mani. La Batman. Noi del circo sappiamo gestire un pubblico difficile. Voi due sembrate un po' persi. Lasciate Secondo me tu dovresti entrare adesso e dare bot. Sì. Sì, un po' di bot e Batman e Robin, così proviamo effettivamente se va. Allora, premi start. Vedi col filo ce la dovresti fare. Sì, no, ce la faccio che era bloccato. Ok, vedi adesso. Allora, acceso? Accedi. Allora, di base è andato. Mamma avrei all'atto pratico. i miei amici vi accompagnino ai vostri posti. Seguimi, ragazzino. Contaci, Batman. Chissà se ci sono le mosse combo. No, questi qua devi prima scavalcarli e poi colpirli dietro. Come si fanno i gadgets? I gadget con L1 prendi la mira e con R2 li fai rapidi. Se gliele lanci 3 ad alcuni si stordiscono. Quindi fai tutti i cazzo fuori. Come facevi col mantello in Arkham. Quando si riempie la barra R1 e fai l'attacco speciale che shotta i piccolini. Non si muove più. Che non si muove più? Io che Stava andando fino a 2 secondi fa. io che Stacca il capo e rimettilo. Pulsante.
Ok, mo si serve. Hai fatto una mossa più potente. Poi c'è l'ultimo qua. Sì, vai, fallo tu perché io posso andare solo all'indietro. Non ti fa retto. No, così. Tu prima hai visto il video che ti ho mandato, sì? Sì, sì, ho visto. Tu l'hai visto? Magari la scena e mo si sblocca, anche perché ci dovrebbe essere qualche nemico ancora attivo. Ma io non vedo nessuno. Ah, aspetta, eccolo qua, guarda sto stronzo dove si è bloccato. Aspetta, facciamo cambiare scena. Bravo, Batman! Ah! Harvey Dent, che stai facendo? Il mio nome è Due Facce. Dent era solo un pazzo che voleva portare ordine e giustizia in questa discarica di città. Io preferisco lasciare tutto quanto alla sorte. Cieca, stupida, inutile e ignorante sorte. Ora so che la bomba è davvero in alto. Forse dovrei darti un piccolo aiutino. Testa o croce? Oggi la fortuna ti assiste, Batman. Abbiamo scelto. Ma la bomba Decide lui. non si disinnesca da sola. Posso aiutare a farci Vediamo arrivare? se ci riusciamo. Ok, ma fa attenzione. Allora, Non ho attaccato io. Così. no, hai lanciato il coso e col cavo li hai tirati tutti e due. Quelli Devo sono sparare nuovi. qualcosa. Puoi cambiare il gadget Per sinistra destra. Allora aspetta, devo saltare prima io. E si fa a te. Sono dalla parte Aspetta, sbagliata. aspetta, fermati. Magari Allora. dovresti andarci un po' più piano. È solo un'idea. Salta tu. E adesso Che ne dite di un bel avvitamento? Bello. Oh no. Via. devo stare attento. Batman! Quegli spuntoni! Pensavo Segno che che ce n'era solo uno, non ho visto proprio l'altro. Ah, si rispara là. Oh. Sì, mi ha fatto uscire già da lassù. Aspetta. No, ha già morto. guardare dove metti i piedi. Che giustamente possiamo andare solo uno alla volta. Aspetta, ok, ma sei andato tu. Quel Ma piccolo vado io. acrobatello comincia a darmi sui nervi. Meglio prepararsi a restare aggrappati. Ok. Il rumore veniva da quella parte. No, c'è un nemico. Credo di avere la cosa perfetta per raggiungere la bomba. Sì? Dai, sì. ma aspetta, aspetta. Io Questo. posso tirare qua. Devo sbarazzarmi di questa dinamite. In fretta! Ok, vai Robin. Ah, non avevo capito. Vai. Bel tentativo, Batman, ma questa bellezza ha due facce. Giustamente. Giustamente. Spoiler! Altre botte. Tutto ok, Batman? Sei preoccupato per me? Non li avete ancora sconfitti! Oh, non tollererò oltre le vostre inutili puffonate! Corri! Ora sono... Quando vedi così fai R1 e te li togli proprio da mezzo a Voi voler due voler. piace avere i riflettori puntati
Poi con le combo si ricarica. Pensavo che ce l'avevo pure io. Che ne dici? Grazie, grazie. Vieni qui. Vieni qui. Poi sono arrivati gli altri con i fucili. Ancora. Taglia fuoco, fuoco. Si è bloccato nel fuoco. Si è bloccato nel fuoco. Allora, ho 0 cuori, ho tutti i cuori. Sono successe tante cose, tutte insieme, già. Oh. Ammazza, sì. Credete che lo spettacolo sia finito? Siamo solo all'inizio. Ci sarà un modo per raggiungere di nuovo la bomba. Magari quei tamburi Ah, potrebbero... Robin, puoi fare qualcosa qua tu. Ah, buona idea. Miri con le due. No, devi prima evidenziarli tutti e due. Con che tasto? No, basta che ci passi lo sguardo sopra. Ah, ok, thank you. No, devi aspetta, togliermi questo in mezzo. Aspetta. No, Aspetta, fatto. ah, ok. Era solo glitchato oggi. Guarda, finora devo dire la verità, non ho avuto bug. Stanno tutti quanti qua li stiamo beccando noi oggi. Risalire lassù, vorrei dire. Non ti libererai di me così facilmente, Batman. Ci possiamo fare a vicenda, così al centro. Riesce a salire. Ok, mamma, papà, ora! Oh no, ha rotto tutto. Voi due non sapete proprio che vuol dire arrendersi, eh? Lanciamo No. ancora. Facciamo più facile o più difficile? Forza. Mo di sicuro esce più difficile. Quando va? Oh, vada per il difficile. Avevi dubbi, Gianmarco? Nessuno può avvicinarsi alla mia bomba. Prendiamo Sei una un paia merz. di questi, giriamoli e poi una bella dose di questi. La sorte ti ha voltato le spalle. Però due facce, un po' esagerato. Vediamo, dai. Sembra che Allora. ti aspetti un bel lavoraccio, Batman? Niente fretta. Abbiamo solo un'occasione per fermare tutto questo. Perché aspetto qua, Lozzi. Minchia, sono saltato giusto. No, niente, 2 volte preso tutte e 2 volte in faccia. Ma aspetta. Io mi sono messo al sicuro. Ok, non cadere, Batman. Aspetta. Sto evitando i cazzi. Dai che stai per girare, dai. Ok. Primo save point. No. Ok, non so come sono volato avanti. Va benissimo. Io di puttana, grazie. Ok. Vai, Lozzi. Ci penso io. Se devi, devi andare prima tu, sì. Che audacia, Batman. Ma adesso Ah no, io giustamente non mi aggrappo, vabbè. quando ho detto che è vietato andarsene, ero serio, amico. Potevo fare così. Ah, mi sembra strano. Prima non l'ha afferrato, ok. Non è rimasto nessuno dei miei buffoni per fermare questi due eroi da strapazzo? Forza! Di qua. Vediamo, devo andare. On the back. Aspetta. I Grayson volanti arrivano in soccorso. X. C'è anche Pierrot. Faccio utile per una volta. Posso saltare anche io? Neutralizzare questa bomba. E quel qualcuno sono Che io. tasto devo premere secondo te? Batman? Un Aspetta. aiutino, per favore. Ok.
No, io stavo guardando, credevo dovessi guardare la cutscene da te, invece dovevo premere io che devo venire anche io qua. A posto. Porca cane, non posso stare qua fino a domani. È quello, Suga. Dovrebbe bastare. Ah! Sì, ce l'abbiamo fatta! Oh, quello proprio oggi che facevamo la 47.000 ore. Giorni. Batman ha quasi salvato tutti. Che faccia schiaccio? Oppure no? La 72 ore di fila è riservata per Persona 6. A quando uscirà? Perché sempre sulla faccia? No, anche dietro la testa. Grazie per l'aiuto, ragazzo. Sei stato davvero grandioso lassù. Ma si figuri, Batman. Ehi, se le servisse un aiutante, qua sa dove trovarmi. Ha ucciso lui i suoi genitori, lo sì. Non è andata Non è andata esattamente così. Ho l'impressione di aver appena perso il lavoro. Ah, ok, giustamente, essendo il mondo Lego, è stato licenziato dal circo che ha fatto cadere i Una buona genitori. idea. Dai, dai. Vabbè. Mondo Lego, Fatto Gianmarco, meme, mondo ci sta. Lego, mondo Lego. Sblocca Robin. Un quarto d'ora devo portare anche la cosa di là. Abbiamo sbloccato i costumi del 66. Una bella 48 ore domenica e lunedì. No, no. No, purtroppo no, perché c'è da lavorare e fare alcune cose. Purtroppo. Mica siamo tutti a grattarci lo Io scroto. pensavo oggi, a me ci manca fare le live la sera, che stiamo facendo pure altre cose. Non ho tanti contenuti da portare, però mo siamo di nuovo in quel periodo là, ne usciremo. Sei a casa tua. E appunto perché è domenica, io lavoro di più la domenica perché lavoro più tranquillamente. Diciamo, non ha dei turni specifici. Non ho dei turni normali Tutti i da giorni essere possono umano. avere un turno. Bruce? Wayne? Mi riposo a botte di 10 e 15 minuti fermo quando è possibile. Quindi ora ci vivo anch'io. Allora, va bene. Ehi, I tuoi ti hanno licenziato, ma andando a cacciare di però a questo punto, visto che abbiamo l'identità segreta, vedi qua, scende col pigiamino, capito? Signor Wayne? Mi stava cercando? Sì, ma chiamami Bruce. È tempo di addestramento. Addestramento? Sì, questo poi il montagione anni Metti 80 la di cera, loro che togli si la alle- cera. Sì, sì. Forse già dovresti saperlo fare. L'abbiamo fatto prima. No, però quello era il rampino, lui attacca le cose, non c'aveva ancora il Il rampino. familiare, Ma l'oggetto. sta facendo allenamento. Ecco, Daniel San. Da te? Devil May Ma Cry? qua già siamo quasi in estate, oggi fa caldissimo qua. Ok, allora, prendiamo il signor costume. Grayson, che cosa ne pensa? È fantastico. Molto prima. Ma questi addominali non saranno un po' eccessivi? Fidati, ragazzo. Tutti amano gli addominali. Batman. Ebbene, la lettera R? Sta per Robin. Mia madre mi chiamava così. Molto bene. E Robin sia. Ti servirà questa per proseguire l'addestramento. Andiamo in Allora. città. Ci aspetta una lunga Ma se c'è notte. qualche modello da Fate acquistare. un po' di esplorazione. C'è sia la Robin mobile che la Robin moto. No, io usare moto. Allora, stacca l'account se devo andare in giro, così poi quando vuoi rientrare me lo dici. Ah, aspetta. E questo è il tasto. Triangolos. Che è il tasto triangolo. Lots.
Allora, la missione principale è qui. E via, si parte! Ma non l'aveva mai fatto finora, bellissimo. Forse Non me perché lo l'aspettavo. faceva in Sì, Batman perché e Robin, iniziava a farlo. era questo era nella serie di Batman, quella là forse perché c'ho l'auto di Batman del 66, quella là della serie TV. Vedere se con le altre cambia. Allora, aspetta. So che i caricamenti sono abbastanza veloci. Facciamo la prova. Se io mo riesco e rifà lo stesso effetto, vuol dire che ogni auto c'ha forse qualcosa quando esci. Oh, wow, siamo arrivati! Allora, facciamo che riusciamo. Facciamo che riandiamo qua. Andiamoci alla svelta! Sì, quindi modifica forse i caricamenti e ci mette lo stacchettino questo qua. Ok, bella chicchetta. Allah mi protegga, sagge parole. Tanto che è forte il temporale che sta vedendo là. Ah, allora, già, ma queste sono le auto e i costumi che ho sbloccato finora. E ti dico che ce ne sono un bel po'. Immaginavo. Ce ne sono proprio un bel po'. Questa qua non è ancora provata, quella di Batman vs Superman. Siamo arrivati! Alla fine è la stessa cosa ed è solo una skin. Però se ci hanno messo queste piccole aggiunte così... Attività criminale segnalata. Andare a East End. Un abitante sta respingendo un aspirante là. Come sta il mio crociato incappucciato preferito? Bene? Bene. Ho creato qualcosa che le piacerà. Un allenamento... Ah, prove di acrobazia. Ok, queste sono nuove. È per Inizia gara. questo addestramento. Vediamo. Sì. Allora, vediamo se riesco a farlo. Qua che se non si prende l'obiettivo... sì, il sasiccio. Allora. A meno le specs in base alla macchina? No, è solo una sì, skin. credo sia solo estetica. Solo una skin. Però ecco, sta cosa che c'è quell'effettino che non mi aveva mai fatto con quel modello d'auto lì, magari è capace che anche durante varie fasi del gioco può fare qualche effettino, qualche piccolo easter egg o quant'altro. A parte che qui ci devo andare usando qua e andando più veloce. No, vabbè, questa me la devo fare con calma. Ho capito come legare. Le altre che ho già fatto sono riuscito ad ottenere pure le medaglie d'oro. Sono semplici, però devi fare, non dico percorsi semi perfetti, però ci devi andare bene. Allora, la missione era di qua. Tutti gli agenti, attenzione. Sembra stia succedendo qualcosa a East End. Attenzione. Segnalazioni di tentato scasso. Oppure qualcuno ha perso le chiavi. Passo. Fa niente, dammela. No, è solo skin quello. Cioè, è un gioco Lego, comunque non è che ci sono tante statistiche, cose o quant'altro. È figo perché c'hai tutti i modelli di macchina a disposizione formato Lego. Non è che cambia, forse pure per questo ci hanno messo quella piccola chicchetta lì. Anche perché se sono solo skin che poi non portano effettivamente a niente, uno pure dice che cazzo me ne metto a fare. Infatti pure per i costumi, ma aspetta, ti faccio vedere. Se me lo fa vedere. No, che non sono a terra, aspetta. Ok. Ci sono un bel po' di costumi. Almeno la speed potevano mettere. No, tanto tu c'hai accelerazione normale e turbo. Stop.
Cioè, giusto per farti mettere su un veicolo. No, ma ci sta per il fatto che è Lego, eh. Ah, la devo completare per forza per andare avanti con la storia. A posto. Però mi sa mi devo impegnare un attimo qua. O farla a come viene. Allora. A questo punto facciamola. Per allenarsi. Cominciamo. Un po' più veloce. Sali di qua, vai di qua, bravissimo. Vieni, come lo facciamo? Lo facciamo, basta che me lo completo. Aspetta, forse ce la faccio più. No. Ah, in tutto ciò oggi non so se hanno annunciato il DLC nuovo di The Witcher 3. Avevo visto un po' di giri su The Witcher e quant'altro, DLC no? nuovo per il 2027. Così. Sì, dopo dall'ultimo DLC penso ma penso un po' d'anni. C'ho DLC così. Ah, ok. Visto che io domani c'avevo una mezz'oretta libera perché mi hanno cambiato alcune cose al lavoro. E se mi metti tutte le prove che io me le faccio e prendo un botto di gettoni, male non fa. Io lo provo. Manco luce fa. Tu sei quello rompicoglioni. Siete tanti rompicoglioni. Aglia. Visto tardi, bastardo. Va. Sono 3 ondate. Doppio me l'hanno fatto. Era relazionato l'altro. Cosa ne pensiamo del Como in Serie A? Contenti per loro. Grande Como, forza Como. Forza Como. A me comunque non me ne fotte niente del calcio. No, quindi zero. non... A meno che il pallone non prende fuoco, non vengono evocati demoni sul campo e i giocatori non rischiano di morire. No, ogni è troppo quarto d'ora, normale, troppo... non ci interessa. Tanto hanno annunciato pure il DLC per i nazionali. gratuito o a pagamento? Non si sa. Se lo pago però deve essere storia. Voglio l'inizio del mondiale. Sì. Devi darmi l'inizio del mondiale a questo punto. No. Tsubasa coglione, appunto, allora è una merda quello, purtroppo. Il muro non va bene. Ok, questa poi me la devo fare un attimino con calma. Ok. Continua.
In quanto eroi non dobbiamo Mi ha bloccato pure un altro concentrarci sulla piccolo. nostra condizione Sì. ma Quello per me puoi darti fuoco tu, gli ultras e la curva. Giusto così. prova ben studiata. Non perché è di una squadra opposta, No, è che potete prendere fuoco. ma sempre per il discorso di prima, pallone in fiamme, le partite sono più divertenti. Fermo criminale. Sì, lo sapevo che ce l'avrei fatta. Ben fatto. Ma qui era dove ero l'altro giorno, no, poi la città comunque da esplorare e ci sono alcune casse, alcune cose da prendere, come una bella cassa per i potenziamenti. Allora. Ah, fammi mettere il costume che giusto che poi ho lasciato a posto. C'era l'altra cassa lì sopra. Ok. Qui dobbiamo riattivare la corrente. C'è un cazzo là, un cazzo di là. Cazzo. C'è la batteria qui sopra. Punto primo, batteria, where are you? Aspetta. Che pensa Robin? Che pensa me? Allora. No, non gli piace quel punto, ci arriva e poi si butta giù. Vabbè. Questo gli è piaciuto di più. Sembrerebbe essere uno scippo. Aspetta. Aspetta, da qua. Se potessi mettermi sul pizzetto là. E allora è questo qua. Per tutti e tre. 1, 2 e 3. Però poi mi ritorna in mano. Aspetta un attimo, aspetta. Torna a 0. 1, 2 e poi te ne vai di qua. Che va in ordine di come li selezioni. La proviamo così, vediamo se ti piace di più. Così gli è piaciuto. Oh merda, attività cazzbot. Ah, buonanotte, quello, scusa. Quello, buonanotte, non ti preoccupare. E riposati, che tra un po' è finita. Si può festeggiare. Forse. No, boh, non penso che c'ha corsi di recupero alto. Ah, quello è un cazzo. È quasi finita, siamo a fine maggio. Ma voi siete quelli di prima, siete tornati un'altra volta. Vuoi combattere? Coraggio, fatti sotto. E la criminalità non prende sul serio Batman e Robin. Fossi te mi abbasserei. Quindi ho vinto? Già, credo di sì. Allora, torna alla battuta così. Cambiamo. Ci vediamo qualche puntata di solo leveling. Almeno così portiamo avanti un pochettino il tutto. Allora, aspetta. Diamoci una mossa.
Ah, è tornato col motorino, ci siamo dimenticati la Batmobile che poi è tornata qua. A posto. Allora. A posto. Almeno abbiamo visto che col pad comunque va, quindi anche per altri titoli possiamo dire di organizzarci così. Allora, noi ci vediamo nei prossimi giorni e cerchiamo pure di capire un attimo la situazione per Spider-Man. Tanto sta là, ci sono tutte le puntate, dobbiamo solo prenderlo. Quindi nel frattempo, buonanotte a tutti e ci vediamo nei prossimi giorni. Buonanotte.